Gentili signore e signori, appassionati e appassionati di hockey pista, amici di MS Sport e MS Channel, buonasera da Fausto Pozzan e da Stefano Zamperin. Vi parliamo da Breganze, il Pala Ferrarin, dove tra qualche istante avrà inizio l'incontro valevole per la 24esima giornata, 12esima del girone di ritorno, tra la locale formazione dell'Hockey Lanaro Breganze opposta alla Rotelistica Scandiano. Io saluto Stefano che è qui pronto a commentare assieme a me. Buonasera Fausto, buonasera a tutti gli ascoltatori, sia a parte breganzese e a parte scandianese e emiliana, perché insomma il pubblico anche oggi non c'è per la 22esima giornata consecutiva. Certo, alla fine ce l'abbiamo fatta. Esatto, mancano ormai 2 sole giornate alla fine regular season. Oggi una bellissima partita perché si affrontano le ultime 2 della classifica, che saranno agguerritissime penso sin dal primo minuto. Sì, Breganze purtroppo alla voce vittorie deve ancora marcare visita in questa stagione, ci è andato vicino nello scontro di inizio ritorno con il Correggio, venne raggiunto proprio a un secondo o a centesimi di secondo dalla fine. All'andata in questa partita allora c'era Sergi Pusset nella panchina breganzese, vide la formazione di Mister Barbieri vincere e conquistare l'unica vittoria della stagione della formazione emiliana, che annovera appunto 5 punti. L'altro mi sembra l'ha fatto nel derby con il Correggio, l'altro francamente adesso mi sfugge. Comunque è ovvio che Breganze, se non altro per il morale, ha bisogno di conquistare una vittoria. Ha fatto delle buone prestazioni, ma ha denotato quelle che già in sede di presentazione del campionato potevano apparire come delle lacune difficili da colmare, potevano essere colmate con entusiasmo, magari con qualche risultato iniziale che desse fiducia. Così non è stato purtroppo, e adesso Breganze si trova agli ultimi posti in classifica, però non demorde. Le prestazioni che ha messo in atto nelle ultime giornate sono buone e quindi sono incoraggianti. Quindi Breganze questa sera cercherà sicuramente di conquistare questi benedetti primi 3 punti, per poi affrontare con dignità la post season, i play out, che ovviamente con la formula prevista non danno scampo probabilmente a chi è in fondo alla classifica, come le 2 protagoniste dell'incontro di stasera. Però è anche vero che finché la matematica non ti assegna la sentenza definitiva è giusto provarci fino in fondo. Esattamente, noi abbiamo sentito prima della gara i 2 allenatori, andiamo prima con Massimo Barbieri e poi con Enrico Gonzo in serie, e poi ritorniamo qui in diretta dal Pala Ferrarini Breganze. Barbieri, allenatore del Scandiano. Allora, oggi Massimo è una partita molto importante per voi, per la vostra squadra, ma è solo l'inizio, perché dopo vi aspettano in play-out insieme proprio a Breganze, quindi sarà un bel antipasto. Sì, sicuramente è un'altra occasione per tirarci un po' di morale e per fare un po' le prove di quanto siamo riusciti a recuperare dopo il periodo difficile. Sicuramente è una partita che è diventata interessante e che verrà giocata sicuramente a viso aperto da entrambe le formazioni. Alla fine sono le ultime 2, ma probabilmente comunque c'è ancora una fetta di posta in paglia importante. È una squadra che ha avuto dei problemi che sappiamo tutti, però avete alzato la testa, avete rimesso a lavorare continuamente. Si è visto un aumento dei gol, soprattutto in attacco, ma una difesa come la vedi? È stata migliorata in questo periodo? Ma guarda, la difesa in sé, in tutto il suo complesso, quando lavoriamo durante la settimana, insomma, va anche abbastanza bene. Poi devo dire che gli strascichi del Covid hanno lasciato un pochino di strascichi psicologici, ci abbiamo messo un po', ogni volta che prendiamo un gol subito rischiamo di andare un pochino, diciamo, in panico, ma non è proprio il tema giusto, e non c'è più quella serenità di giocare. Io ho chiesto tanto ai ragazzi questa sera di vivere la partita senza pensare a nulla, senza calcoli, di giocarla, e questo sarebbe la cosa più importante. Comunque te e la tua squadra credete fino alla fine per rimanere in Serie 1? Sì, e per arrivare a fare questo abbiamo deciso tutti di dare il massimo tutti i giorni in allenamento, di pensare solo a quell'allenamento, di pensare solo a quella partita, e questo è il nostro metodo per cercare di dare il massimo fino in fondo. Secondo me daremo il massimo fino in fondo, cioè questo è quello che ci siamo detti ed è quello che vogliamo. Bocca al lupo e presto. Grazie a te.
Enrico Gonzo, allenatore della Naro Breganze. Oggi è una partita molto importante per voi, siete ultimi, ma comunque vi giocate, è un antipasto dei play-out, ma vi giocate tanto per la vostra stima. Sì, noi le affrontiamo tutte con il massimo impegno e questa non sarà da meno. Ci proviamo anche oggi, ci proviamo sempre, sappiamo che con lo Scandiano dobbiamo tirar fuori tutto il meglio di noi e cercheremo finalmente di fare questi meritati punti che credo che abbiamo dimostrato che abbiamo migliorato, e ci manca solo i risultati della classifica che ci diano ragione. Siete una delle squadre più giovani, questo è innegabile, però la vostra particolarità è giocare con quasi tutti gli 8 uomini a disposizione. Questa è un'eccezione, conferma la regola, perché in Italia non c'è praticamente nessuno. Cosa vuol dire giocare con 11 giocatori con una squadra tanto giovane? Il progetto è quello di valorizzare i giovani e tirar fuori il meglio di ognuno di loro. Io cerco sempre di impiegarli tutti perché credo che ognuno possa dare il suo contributo alla causa e possiamo cercare di mettere in difficoltà l'avversario anche tenendo il ritmo abbastanza alto e cercando di fare il nostro gioco. Ho fatto questa domanda a Massimo Barbieri, anche voi ci credete fino alla fine, fino a quando la matematica non vi condanna, comunque credete a questa salvezza? Ma sempre, oltre alla matematica, anche se la matematica ci condanna, noi continuiamo con il nostro progetto, con il nostro lavoro, che è quello di valorizzare i giovani, di far vedere che i giovani ci sono, basta avere il coraggio di farli giocare. Quest'anno abbiamo fatto debuttare 2 ragazzi come Zanfi e Battaglin, che si sono dimostrati che hanno il livello e devono crescere, devono continuare a crescere. Scusa se mi sono dimenticato gli altri, ma anche Banger, Agostini, sono ragazzi che veramente sono cresciuti negli anni nel vivaio, hanno fatto bene e stanno assaporando la 1 e continuano il loro progetto di crescita nonostante la classifica. Bocca al lupo e a presto. Bentornati all'ascolto. Dopo la disamina dei tecnici andiamo alla lettura delle formazioni che tra qualche istante, agli ordini degli arbitri signori Brambilla e Fontana, terzo arbitro Alberto Fabris, dirigeranno l'incontro. Per quanto riguarda gli ospiti del Roller Hockey Scandiano, i portieri sono Luca Zamora con il 99 e Matteo Vecchi con il numero 1. Gli esterni sono Alex Raffaelli con il 37, David Ballestero con l'87, Federico Casali con il numero 8, Lorenzo Barbieri con il 29, Josep Hernandez con il 91, Filippo Fontanesi con il 77, Alessandro Franchi, che è il capitano della formazione ospite, con il numero 9, e poi abbiamo Nicola Busani con il numero 5. L'allenatore, abbiamo sentito prima, è Massimo Barbieri. Per quanto riguarda la locale formazione dell'Hockey Naro Breganze, i portieri sono Andrea Bigarella con il 26 e Marco Zanfi con il 23. Gli esterni sono Stefano Dal Santo con il 53, Mattia Ghirardello con il 6, Paul Gallifa con il 7, Pietro Batalin con il 2, Pietro Agostini con il 5, Andrea Dalla Valle con il 73, Silvio Costenaro con il 29, che è il capitano della formazione locale, Nicolas Bancher con il 3. Il Breganze è appena entrato in pista per lo schieramento di rito a metà campo. Lo Scandiano invece già attendeva da qualche istante la formazione di casa. Vedremo quali saranno le scelte dei tecnici per quanto riguarda i rispettivi starting 5. Diciamo che in sede di presentazione si potrebbe ipotizzare che, conoscendo le squadre di Massimo Barbieri, sono squadre che sicuramente basano molto del loro gioco sulla difesa, anche se abbiamo visto che in sede di presentazione Massimo Barbieri evidenziava qualche difficoltà in questo senso, e giustamente, perché è un fattore di cui tener conto dato la colpa al Covid. Ecco qui i quintetti iniziali, appunto, eccoli qui. Allora, per quanto riguarda il Roller Scandiano, Luca Hernandez tra i pali, Alessandro Franchi, Davide Ballestero, Joseph Saiz e Alex Raffaelli. Per quanto riguarda Breganze, Andrea Bigarella, Stefano Dal Santo, Mattia Ghirardello, Paul Gallifa e Pietro Agostini. Queste sono le scelte degli allenatori. Sì, insomma, tutti e due schierano i migliori atleti che abbiamo visto fin qui in questa stagione. Ovviamente queste due squadre hanno un problema, è l'attacco. In difesa però hanno un altro ulteriore problema, perché sono le difese più battute. Entrambe curiosamente sono a circa 140 gol subiti, 24 partite, contro i 50 gol solo fatti, confronto a una media che sfiora il 100. Quindi il problema di queste due squadre abbiamo già capito qual è, però sono due squadre francamente giovani. Quello del Breganze, però lo Scandiano ha avuto il problema del Covid a gennaio, tra dicembre e gennaio, che ha praticamente gli ha assorbito, se non sbaglio, una decina di giornate. Ha dovuto giocare con la squadra under 19
giocatori tra i 16 e i 17 anni, quindi insomma ovviamente tutti e due arrivano da una difficoltà e ovviamente oggi si spera che ci sia un ulteriore passo per quanto riguarda il gioco e i gol soprattutto, perché sono quelli che sono mancati fino a qui. E niente, speriamo di vivere insieme a voi da casa una bellissima partita. Sì, sì, le premesse ci sono, perché comunque le due formazioni paradossalmente non è che hanno sto granché da perdere, hanno voglia di, Breganzi ha voglia di sbloccarsi e Scandiano anche, perché comunque nel girone di ritorno non è mai andato a punti e il fattore Covid sicuramente ha penalizzato Scandiano, ma ha penalizzato anche Breganza. Uno per tutti, Pietro Agostini, che è un prospetto locale di valore, perché comunque è un 2003 e aveva fatto un ottimo inizio di stagione, è stato bloccato dal Covid e anche lì sicuramente ha dovuto resettare tutto e ricominciare, è tornato a disposizione da non molto tempo. Stiamo a vedere, no, ci sembra che ci sia una variazione invece, è Marco Zanfi che va a difendere la porta di Breganza. Sì, è stata questa scelta nella seconda parte, diciamo da un mese e mezzo che Sì, ha scelto il giovane bassanese, che anche lui è molto giovane, ha solo 19 anni, ma certo, insomma ha già dimostrato di avere delle fisce, perché Bella arriva anche da una storia nazionale, mezza nazionale, ha avuto un periodo giovanili ancora tanti anni fa, però ha avuto il suo momento un po' negativo, non trovando una squadra nelle annate scorse, e poi ha trovato Breganze, ma Zanfi sembra avergli rubato il posto. Vedremo come andrà a finire poi la post season. Certamente, Marco Zanfi sta giocando negli ultimi tempi, è un classe 2001, è il primo anno che comincia ad avere le sue chance in A1. Vedremo come proseguirà. Breganze, sì, l'hai detto tu, è una squadra giovane, è una squadra formata da giocatori del posto, se si eccettua Paul Gallifa, e quindi qualche difficoltà poteva essere messa in preventivo, però Breganze non deve demordere, deve iniziare e continuare le sue prestazioni per costruire comunque un futuro, perché il futuro è di questi ragazzi. Veramente. I quintetti li abbiamo presentati, Alex Raffaelli sulla sfera, si inizia. Sì, sicuramente avendo questi quintetti, insomma, lo Scandiano ha sicuramente più esperienza e più peso, invece insomma, Breganze, a parte i due difensori, i due attaccanti sono piuttosto longilinei. Vedremo come si evolverà la partita. Io penso che lo Scandiano possa imporre il ritmo e Breganze cercare magari la ripartenza, vediamo come si potrà. Sì, il gioco fermo, vediamo, forse qualche problema al cronometro. Sì, penso che verrà resettato il 45 secondi che mancavano, grazie alla regia che è sempre più attenta di noi in questo caso. Sì, noi siamo grazie a Marco Silvestri e Alex Zattero, Flavio Zattero, scusate, che è l'operatore di serata. I nostri amici che ci accompagnano in queste serate di hockey che consentono a chi ama questo sport di vederlo, perché purtroppo le porte chiuse ci faranno compagnia a lungo finché la campagna vaccinale, che forse sta partendo, consentirà di vivere normalmente anche le emozioni di questo sport. Breganzi in possesso con Dal Santo. Gallifa. Tutto il gioco passa su Dal Santo, ovviamente il giocatore più esperto insieme a Ghirardello, è da loro che passa una ipotetica vittoria per Breganza, ovviamente non solo dai giovani, perché sono loro che devono imporre il ritmo su una partita molto importante in generale, anche se sono un po' entrambe staccate rispetto al gruppone centrale della classifica, ma insomma, come hanno detto i due allenatori, non vogliono certo mollare ormai a pochi chilometri dal traguardo. Sì, Scandiano cerca di mantenere più a lungo il possesso della sfera, Breganze forse cerca più la verticalità, comunque pressione alta anche di Scandiano, contrariamente a quelli che sono i dettami tradizionali di Massimo Barbieri, che impone una difesa molto attenta a protezione del proprio estremo difensore. Invece questa serata, ma come Breganze del resto, entrambe le formazioni pressano alte, rimangono in zona d'attacco anche quando perdono il possesso per cercare subito la riconquista. Intanto Franchi in possesso di sfera dietro la porta di Marco Zanfi, va a combinare con lui Alex Raffaelli, ma rinviene su di loro Paul Gallifa, quindi Breganze a proporre un'azione offensiva, l'accelerazione di Gallifa che va a sfidare quasi il portiere. È una grande occasione quella che Gallifa ha avuto, essere l'altruista per Dalla Valle, ma insomma aveva un'autostrada davanti, poteva era tirare. ormai in zona tiro, doveva credere di più nelle proprie qualità, e comunque il cannoniere di Breganze, 16 reti, gli ha messo il segno. Hai notato giustamente le carenze offensive delle formazioni, però
per quanto Sì, riguarda- Gallifa ha avuto un'ottima seconda parte di stagione dopo un avvio piuttosto letargico, è riuscito anche a trovare i gol su tiri diretti che mancavano a Breganze nella prima fase, che ha un po' lenito un po' le pene, insomma. Sì, d'attacco. nell'ultimo confronto purtroppo per lui non è riuscito a trovare il gol su un paio di situazioni. Ecco, attenzione, c'era la conclusione, la controllata Hernandez con la stecca. È stata una conclusione che magari Hernandez ha battezzato più facilmente controllabile, invece la palla gli stava rimbalzando pericolosamente. Comunque siamo ancora con Scandiano in possesso con Ballestero, doveva sfidare Andrea Dalla Valle, l'accelerazione di Ballestero. Sì, ci ha provato Gallifa in questo caso, Sicuramente. prima non ci aveva provato, ha fatto questo tiro dalla media Joseph distanza. Hernandez, il blocco per Ballestero, la conclusione, fa buona guardia Zanfi, vediamo se Braganza riesce a ripartire, c'è una potenziale 3 contro 2 al momento di provare la conclusione. Mattia Giradello si è visto rimpallare, poi ci ha provato in secondo momento, ha fatto buona guardia Luca Hernandez e quindi ha sventato la minaccia. Primo fallo di squadra fischiato dal signor Brambilla a favore di Breganze. Sì, uno Scandiano che cerca ovviamente l'errore della difesa avversaria, cerca di non pressare alto come detto te giustamente poco fa. Breganza deve con pazienza cercare il tiro, in questo caso ha un po' forzato ancora Gallifa, ma meglio ancora lo Scandiano. Deve stare attento il Breganza a scomporsi. Sì, Secondo me lo Scandiano non prendere contropiede, perché comunque i giocatori di Massimo Barbieri possiedono tutti una buona tecnica. Qui vediamo Alex Raffaelli. Per te che sei un appassionato di hockey femminile, ti ricordo che la sorella di Alex Raffaelli ha giocato gli europei nel 2015 in quella di Matera. Qui c'è una buona combinazione tra Raffaelli e Joseph Hernandez. Ballestero. non è l'unico che ha una sorella. Assolutamente no, c'è per esempio il numero 6 del Breganze. Stiamo parlando ovviamente di Erika Ghirardello, che è ormai da 2 o 3 anni in Spagna. Qui c'è una potenziale ripartenza di Breganze, scattano in 3 Stefano Dal Santo, la conclusione è rimpallata da Franchi. Non è stata una buona scelta nella circostanza, ma ancora Gallifa che si incunea nell'area di rigore, lo va a sfidare Raffaelli, lo controlla bene senza commettere fallo, importante. Qui c'è un malinteso tra Dalla Valle e Gallifa, ancora Gallifa a operare dietro la porta. Va da Stefano Dal Santo, che ha avuto un buon inizio di match, anche il numero 53. La conclusione fuori dallo specchio della porta, ma ancora possesso per Breganze, che ha altri 13 secondi per effettuare la conclusione. Dal Santo non si intende con Dalla Valle, quindi sarà possesso per Scandiano per fallo di 5 secondi. Tu ovviamente sei stato, lo ricordiamo che in una, magari chi non ti ascolta solitamente, sei la voce del Breganze, ma uno dei problemi del Breganze è proprio cercare il tiro dalla distanza e impattare sul difensore, quindi il contropiede. Molti dei gol magari delle squadre più importanti sono arrivate proprio in contropiede. Questo per ora non lo sta facendo, sta cercando pazientemente di entrare dentro la difesa scandianese, ma sono questi piccoli errori che non devono essere fatti come questo. Beh, il problema di Breganze è appunto l'inesperienza, perché capita spesso che ha buone reazioni e poi delle pause, e le pause in A1 le paghi. Per esempio tu sottolineavi il problema del gol, è capitato spesso che Breganze, quando ha segnato, si è rilassato, e quando ti rilassi becchi subito. Qui c'è una buona girata però di Dalla Valle, Bellissima, bellissima partita anche di Hernandez, il catalano, ha già nazionale anche attenzione lui. Franchi è un'ottima tecnica, è un mancino, è sicuramente un giocatore di valore. Qui buona fase difensiva di Gallifa che blocca Joseph Hernandez, riparte Breganze con Stefano Dal Santo, la finta di tiro, va a cercare Andrea Dalla Valle, scambiano i due. Sì, Breganze cerca questo Cerca spesso un di giocare a pilastro due centrale, esatto, che della non sempre si vede nel campionato italiano. La prima la girata, poi si sono cercati i due, Dal Santo e Dalla Sì, no, Valle. Breganze è una formazione che ha idee, che cerca di giocare in attacco. Sai la pecca maggiore è l'incapacità di sfruttare le ripartenze. In questo sport, io adesso le statistiche bisognerebbe fare uno studio accurato, ma gran parte dei gol vengono in contropiede. E Breganze in questo fattore tattico, uso un termine un po' pesante, latitante. Ed è un peccato, perché Breganze le opportunità, ecco per esempio, ce n'è una che potrebbe svilupparsi, rinuncia invece Mattia Ghirardello, va a cercare ora andare alla valle, la conclusione ancora Hernandez a dire di no. Grande occasione anche qui. Sì, attenzione qui però, bravo Zanfi, perché l'aveva cercato sul palo lontano Franchi e era già andato giù col corpo e l'ha presa con le stecche, un po' uno stile magari da
su cui discutere, ma ineccepibile perché ha portato al risultato voluto, cioè la parata. Attenzione dalla Valle ancora, lo raddoppiano in due, Ballestero e Raffaelli. Se ne viene fuori di forza Ballestero, riparte a proporre una nuova azione per i suoi. Franchi ora a sfidare Mattia Ghirardello. Buon per Breganze, che Mattia Ghirardello gli chiude il pertugio, perché Franchi da quella posizione lì ha un ottimo tiro. Ovviamente lo Scandiano, come si vede anche da questa manovra offensiva, cerca delle il faro scelte è sempre profonde. Franchi, che ovviamente Sì. ha le idee, ma anche dà il metronomo agli attaccanti. sì. Per ora ottime Breganze in difesa. Sì, lo stanno controllando. Comunque il match è equilibrato. Scandiano è partito forse un po' meglio. È uscito intanto dalla Valle. È entrato Pietro Agostini per Breganze, classe 2003, ricordiamo. Pietro Agostini. Fallo di squadra fischiato a favore di Breganze. È stato commesso ai danni di Paul Gallifa. Mattia Ghirardello. Sì, ora è un po' indietreggiata la difesa. Perde sfera scandianese, ma Ghirardello. nonostante Riparte questo- Scandiano. Attenzione, ma Alex Raffaelli, la palla vagante. E qui è stato pericolosa l'azione di Scandiano. Breganze non deve concedere queste facili ripartenze agli avversari, perché Scandiano è comunque formazione esperta. Recupera sfera per i suoi Stefano Dal Santo. Ha guardato il signor Brambilla aspettando un fallo che non gli è stato fischiato. Riparte, attenzione qui, buona la ripartenza di Dal Santo, ma il campo è finito e quindi siamo dall'altra Sì, parte. troppo freddoloso, magari cercava il movimento Cercano di troppo Agostini. il fondo pista, hanno troppa fretta di andare in fondo, forse dovrebbero provare. Sì, perché adesso è un altro possesso Scandiano, e Scandiano sì. quando comincia ad avere ritmo è Sì, a pericoloso. macinare il gioco, nelle caratteristiche del Sì, suo le squadre di allenatore. Barbieri, sì. Attenzione, bravo Mattia Ghirardello qui a fermare un'ottima iniziativa avversaria. Ancora Mattia Ghirardello, va a cercare Pietro Agostini e qui c'è pericolo. Alex Raffaelli ha cercato il filtrante per Ballestero e la palla è andata a fondo pista. Stanno È una avendo buona anche opportunità. anche lo Scandiano avendo delle ottime occasioni in contropartenza, però manca più la precisione. Fino adesso Zanfi non so se ne ha parata almeno una, ma No, sicuramente due o tre parate le ha fatte anche Hernandez Zanfi. tre Sì. ne ha fatte molto importanti, perché erano Sì. praticamente, non dico uno contro uno, ma insomma era molto vicino al giocatore che tirava la pallina. Il match si è sviluppato velocemente perché siamo già a 9 minuti di gioco. 0-0 il risultato, due falli di squadra commessi dagli ospiti del Roller Hockey Scandiano. Breganze in possesso con Dal Santo. Gallifa va a proporgli una giocata a Pietro Agostini, cade in area, perde sfera, riviene su Ballestero, attenzione, entra in area Ballestero, fa buona guardia Zanfi. Non era facile perché l'ingresso in diagonale e il controllo di palla di Ballestero erano sicuramente una minaccia per Breganze, e invece Sì, un'azione di forza dello spagnolo. Zanfi è riuscito a bloccarlo fisicamente. Attenzione, Breganze a ripartire con Mattia Ghirardello, ancora Ballestero bravissimo in fase difensiva, ripartenza per Raffaelli. Attenzione Franchi, lo fermano in qualche maniera i difensori di Breganze in collaborazione con l'estremo difensore locale, e allora Breganze che deve evitare. Sì, le imprecisioni, perché Sì. ha fatto due azioni non bellissime, ma, No, ma non deve concedere ripartenze perché si rischia di pagare. Si disimpegna bene Mattia Ghirardello, ma si vede fischiare contro la formazione di Enrico Gonzo probabilmente un blocco irregolare di Paul Gallifa. E allora possesso per Scandiano con Franchi, Capitan Franchi, numero 9, Alex Raffaelli. Ancora Ballestero. Franchi lo fronteggia Gallifa, che pare in grado di controllarlo nella circostanza. Ancora Ballestero, il filtrante, la palla è pericolosa perché davanti a Zanfi c'era traffico, come si suol dire. È stato attento l'estremo difensore locale, ci ha messo il corpo e ha sventato la minaccia. Era un'iniziativa intelligente quella di Scandiano, perché molte volte i gol si trovano anche così. Raffaelli. sì, Barbieri Hernandez. rimane sempre col solito quartetto esterno. Il Breganze è già pronto al secondo cambio. Sì, Questo è un tema, perché Sì, questi sì. sono dettagli, ma Beh, a ma lungo andare- ci sono squadre che sfruttano le panchine. Scandiano, magari Massimo Barbieri è uno un po' più, fra virgolette, tradizionalista in questo senso, però
Breganze sposa questa filosofia che non è sbagliata secondo me, se non altro per l'unione del gruppo, ecco. Sì, ma che per il ritmo, per arrivare alla Sì, fine con un ritmo poter un po' più alto. certamente. Perché abbiamo visto anche Scandiano, anche Breganze, però anche Scandiano che negli ultimi minuti, da essere vicino alla squadra avversaria, dato che ho visto il tiro di Santo, e dopo perde completamente la bussola e rischia anche la goleada, quindi bisogna dosare le energie. La partita mi sembra affrontata a viso aperto, e quindi vedremo chi arriverà meglio alla fine. Ora è entrato anche l'altro giovanissimo Battaglin. Pietro Battaglin, numero 2 di Breganze, classe 2002, è il primo anno che gioca con continuità. È partito anche nello starting 5 spesso negli ultimi tempi qui, il numero 2 rossonero. Questa sera Breganze in maglia bianca. All'estero per Raffaelli, gli sporca la traiettoria Pietro Agostini, ed è importante anche per rompere il ritmo alla formazione avversaria. Ma ancora Franchi, la conclusione rimpallata da Mattia Ghirardello, che è il più lesto a rimpossessarsi della sfera, tenta subito una ripartenza, Franchi riviene su di lui, si disimpegna lungo sponda il numero 6 alla ricerca di un compagno, ha trovato Pietro Battaglin di precisione, ancora Battaglin a scambiare con Mattia Ghirardello, con la collaborazione anche di Stefano Del Santo. Breganze che ha ancora 24 secondi per tentare la conclusione, quindi c'è tempo per ragionare. Dietro la porta Pietro Agostini, vanno a scambiare i due. Breganze ricorre spesso a questa giocata dietro porta con due giocatori, ne tiene due alti a prevenire eventuali contropiedi. Qui però se ne può sviluppare uno, lo elude Mattia Ghirardello commettendo il fallo di squadra di Breganze. 12:36 al termine della prima frazione di gioco, punteggio 0-0 per questo incontro valevole, e questa volta ci azzecco Stefano, 24esima giornata. No, ho visto uno Scandiano ben messo in campo, Breganze per vie esterne non riusciva a tagliare né a infilare un giocatore in area, c'è volontà, ma per adesso lo Scandiano sembra avere... Attenzione alla palla vagante ancora una volta, Scandiano sta ricorrendo spesso a questa giocata, l'accompagnata filtrante, sfruttando la punta davanti a Zanfi a fare velo, a fare schermo, a non consentire al portiere rossonero di vedere la palla. Sono già un paio di volte che Breganze si trova a dover far fronte a questo tipo di giocata. Per ora ha risposto presente il portiere rossonero, ma Breganze dovrebbe provare invece ad intercettare questi tentativi di tiro dalla distanza per poter a sua volta partire in contropiede. Ancora Scandiano in possesso, va all'esterno, la conclusione imprecisa. Ci ha provato ancora, perché c'era Saez lì a tagliarla. Beh, lo fanno anche le grandi sta giocata, non è che lo fanno solo le squadre ultime in classifica. No, praticamente tutte, anche dalle statistiche si vede chiaramente che anche il Forte lo usa molto spesso, che è primo in classifica in questo momento insieme a Lodi. Time out alle viste, l'ha chiamato Breganze. 11:20, Mattia Ghirardello in possesso. Cade in aria intanto Franchi, impreciso il passaggio di Mattia Ghirardello che intendeva servire Agostini. Si disimpegna bene Agostini, però all'ultimo momento rinviene su di lui Alex Raffaelli. Interessante l'iniziativa del numero 5 rossonero, ripartono gli ospiti con Alex Raffaelli. Personalità di questo ragazzo sicuramente. Sì, lui è Viareggino, sta girando un po' tutta l'Italia, Vercelli, Lodi. E ora le qualità non gli mancano sicuramente. Sì, è ancora molto giovane, anche lui ha solo 22 anni. Attenzione però, qui la palla vagante, il tentativo di assist per Hernandez di Raffaelli. Attenzione qui, buona la conclusione, l'iniziativa, la giocata dei due giocatori più esperti di Breganze, cioè Ghirardello e Dal Santo. La conclusione di Dal Santo, è caduto intanto un avversario. Attenzione, vediamo il signor Fontana cosa ha deciso. Assegna il fallo di squadra in favore di Breganze. Era caduto Dal Santo in contatto con l'avversario, però e poi nel proseguo dell'azione aveva travolto a sua volta l'avversario e temeva magari una sanzione a suo danno. Invece se non c'era il fallo prima era blu, perché comunque era... gli estremi ci potevano stare, in realtà il contatto c'è stato a metà campo, quindi mi pare corretta. Vediamo qualche replay. Intanto come si è disimpegnato bene Marco Zanfi. Ancora la palla filtrante, che è quindi la giocata a cui ha fatto ricorso spesso in questa prima parte di match l'Hockey Roller Scandiano.
E qui c'è una ripartenza di Breganze con un'iniziativa interessante sull'asse appunto dei giocatori più esperti, cioè della formazione di casa, cioè ha bisogno Mattia Ghiradello e Stefano Dal di una Santo. scossa dai due senatori. Ora il terzo cambio in casa Breganze è dato Sì. anche il giovane Silvio Costenaro che è capitano, classe 99 però promosso capitano, è stato un cambio quindi nelle gerarchie di spogliatoio negli ultimi tempi. Per quanto riguarda la formazione di Enrico Gonzo, che è subentrato a Saggi Punsette, non ricordiamo. è l'unico cambio di allenatore in tutta la Serie 1. Interessante. Invece Barbieri mantiene la linea, mantiene i suoi 4 Sì, più non ha esperti. ancora effettuato sostituzioni il coach ospite. Sarà possesso per Breganze. 10:29 al termine della prima frazione di gioco. Questa è una squadra abbastanza giovane in pista adesso per Breganze. Sì, sì. Uno dei senatori La più giovane della 1 è il Monza, però a ruota c'è Breganze, insomma. Sì, poi ci sono Ghilardello e Dal Santo che alzano la Sì. media. Sì, è vero. Costenaro in gol nell'ultima esibizione casalinga qui di Breganze. La finta di tiro e l'assist al centro di Battaglini, non se ne avvede nessuno. Poi c'è una conclusione da lontano di Dal Santo abbastanza velleitaria nella circostanza, è il fallo di squadra fischiato contro Pietro Agostini quando si va a contrastare lungo sponda. Il più delle volte si becca fallo di squadra e sono falli e sono regali. Attenzione qui, una grande giocata di Franchi che non crede nella possibilità di girarsi e battere a rete. Tra l'altro Marco Zanfi l'aveva seguito non con la sufficiente aggressività per sventare la minaccia. Non ci ha creduto Franchi, vicino al vantaggio alla formazione ospite sicuramente. Qui c'è la ginocchiera di Ballestero che è a metà pista. Notiamo questa curiosità, non si ferma il gioco ovviamente perché non ci sono pericoli. Ancora Ballestero che se ne frega della ginocchiera e va alla conclusione, e c'è Breganze ora che può ripartire. Agostini va a cercare un doppio scambio con Dal Santo quando forse avrebbe fatto meglio a tentare la conclusione. Ancora Agostini a cercare Dal Santo, ma è bravo a ricercare gli assi sotto porta, il numero 5 rossonero, è una sua specialità. Raffaelli per la formazione ospite. Sì, anche lui ha 17 anni, quindi insomma. Bene, è un 2003, quindi ne ha 18 o va per 18. Va per i 18. Certo. Sì, no, sottolineavo che insomma è giovane, Sì, ma già sembra un 25enne. Ma fa parte di quel gruppo di atleti che ha finalmente coronato il loro sogno di vincere un titolo giovanile. Hanno vinto lo scudetto Under 17 in quella di Giovinazzo nel 2019. Di quella squadra facevano parte anche Andrea Borgo e Edoardo Lenaro, che sono a Monza quest'anno. E tra l'altro la finale era Breganze Scandiano Esatto. contro i ragazzi che sono in panchina, i Busani. Rivincita della finale Under Esatto. 15, quindi queste due formazioni sono trovate. Attenzione però qui c'è una conclusione di grande Franchi. occasione qua perché Sì. aveva Una palla persa regalata da Breganze. Breganze adesso deve alzare i ritmi della concentrazione, perché il difetto principale di questa squadra, al di là delle statistiche, ma proprio se andiamo ad analizzare dal punto di vista psicologico, ci sono queste pause che costano caro e Breganze non deve più commetterle, soprattutto questa sera, se vuole raggiungere finalmente i primi 3 punti stagionali. Pietro Agostini si disimpegna bene, vediamo, possesso per Scandiano. Sicuramente c'era una Non spinta hanno su ravvisato gli Agostini. estremi per assegnare un fallo di squadra a Breganze, e quindi primo cambio per la formazione ospite. Deve essere Busani. Sì, esatto, numero 5. Anche lui 17 anni, classe 2003, che è la sì. festival del 2003 e giocò la finale, la famosa finale Under 15 che ha vinto Scandiano alle finali di Correggio 2017, e nell'occasione vinse Scandiano. e dopo Breganze rifatti, ebbe la rivincita 2 anni dopo in quelli di Giovinazzo. e purtroppo mancherà, forse non so se sono ancora eleggibili per Under 19, il salto dell'anno scorsa stagione sia perché hanno cambiato le categorie, ma anche Sì, perché certo. per il Covid penso che Certo. abbiamo perso la possibilità di rivedersi nel 19 anche. Attenzione qui, una palla vagante ancora, Scandiano che ricorre alla conclusione da lontano. Stefano Dal Santo allontana la sfera per dare modo a Ballestero di recuperare la ginocchiera. Ballestero ringrazia, fair play quindi in pista.
ma time out intanto chiamato da Massimo Barbieri. Sì, ovviamente con Busani ovviamente la squadra ovviamente ne risentirà, perché insomma senza, se non sbaglio, Sainz, il perno offensivo, ovviamente cambierà il gioco. Qui vediamo Breganze, appunto un paio di sì, ha situazioni. fatto questi errori con una squadra ovviamente giovane, come dicevamo, un po' troppo deconcentrata, magari non so, emozionata, non saprei neanche cosa dire, perché sono elementari, sono degli scambi elementari. Sono pause nel match che i giocatori di Enrico Gonzo anche per inesperienza evidentemente si prendono durante la partita e rischiano di pagarle caro, perché in A1 no, assolutamente le disattenzioni non sono concesse, i passaggi devono essere sempre precisi, l'attenzione deve essere massimale, gli avversari vanno marcati bene tutti 1-1, non ci si può perdere l'uomo, non si possono concedere conclusioni, è questo, è l'hockey bellezza, come si suol dire. In tutte le categorie sempre quella è questa è la categoria principe, sì, principe, quindi è necessario che ci sia la massima attenzione. Finito il time out è rientrato Gallifa. Sì. Quindi Breganze con Dal Santo, Costenaro, Gallifa e Battaglin, Scandiano con Busani, Franchi, Raffaelli e Ballester. Sempre Luca Hernandez tra i pali, che si è ben disimpegnato sin qui come il collega Marco Zanfi. Attenzione qui Battaglin dietro porta, commette infrazione davanti alla porta avversaria Silvio Costenaro, e allora possesso per gli ospiti con Busani, che se non ricordo male è dotato anche di una buona conclusione. Sì, ha segnato un po' di gol, nonostante 4 gol. È il giocatore con più prospettiva, ovviamente. Non me ne vogliono gli altri, però sicuramente è il più completo. È un 2003, quindi. Sì, no, è più completo in tutte le parti, può giocare a tutte le parti. Certo. Raffaelli che va a contendere il possesso a Stefano Dal Santo, che di prepotenza, come direbbe qualche commentatore calcistico, si impossessa della sfera. E allora possesso per Breganze con Gallifa, che cerca un'accelerazione. È dietro porta Gallifa, magari avrà pensato provo l'alza e schiaccia, ha rinunciato, e allora va a giocare con Pietro perché Battaglin. Hernandez era già là con la stecca Sì. a bloccarlo. È difficile segnare di alza e schiaccia quando il portiere ti vede, specie dal lato dove ha il guanto senza stecca. Ancora Gallifa all'indietro per Stefano Dal Santo, a spazio Dal Santo, la finta di tiro del 53 rossonero. Costenaro, Dal Santo, la conclusione di Dal Santo, va a cercare la respinta di Hernandez, ma ha invece buon gioco Alex Raffaelli a impossessarsi della sfera. Busani, Franchi, Ballestero va ora a sua volta dietro porta, si gira Ballestero, fa buona sul palo di Marco Zanfi, che è vigile, attento. Però il difensore era troppo. E hanno concesso lo spazio. Un po' troppo, Hanno perché concesso questo lo spazio. era uno dei possibili gol che poteva sbloccare la partita, perché era messo bene, era una bellissima azione, veloce, difficile da parare, bravissimo Zanfi, devo dire la verità. Sì. Mi sta sorprendendo, insomma, dopo 2 mesi che è in pista ogni partita, sta dimostrando una grande continuità. È un ragazzo che ha le qualità, deve dimostrarle giocando con continuità. Questo per il momento è stato premiato dalle scelte del suo allenatore, anche se per esempio Bigarella ha giocato a Follonica in una trasferta obiettivamente difficile. Follonica è formazione che è partita piano, ma sta accelerando sicuramente, sta fornendo fior di prestazioni. Mi pare che sia quinta in classifica, no? Sì, quinta in classifica, sì. Ovviamente anche lui c'ha figlio d'arte, perché suo papà è un giocatore, Ivano Zanfi, che salutiamo. Sì. Che è allenatore del Roller, è stato un grande giocatore qua del Vicentino. Modenese, ma ormai vicentino da trentennale ormai. Valdagno, Bassano, vive a Bassano attualmente, anche trascorsi nel Forte dei Marmi, uno dei prospetti giovani all'epoca, negli anni 80 di questo sport. Attenzione qui, bravo Marco Zanfi a metterci la stecca. Nei gloriosi anni 80. Quelli che bisognerebbe provare a riproporre con un bel progetto, se non altro a livello di diffusione di questo sport, perché furono gli anni in cui ci fu la massima diffusione della disciplina hockeyistica. Attenzione alla ripartenza, Franchi per Busani, ancora Busani che va a cercare sul secondo palo Franchi, ma fa buona guardia ancora una volta
un errore in Marco Zanfi. attacco, contropiede 2 contro 1, per fortuna del Breganze, perché Scandiano era un po' lento, un po' farraginoso, ma insomma continua questo leitmotiv di errorini, Sì. errorucci da una parte e dall'altra. Guarda, per imitare Catalano non è che fai un punto solo a caso, E purtroppo questo è il tema. Breganze deve ridurre la percentuale degli errori. Ci sta lavorando Enrico Gonzo. Attenzione qui, ottima iniziativa della Valle. Gli dice di no con i gambali Hernandez. Era una buona iniziativa quella del 73 locale. Qui c'è Alessio Raffaelli, imita il collega Marco Zanfi. Sì, sicuramente Portieri protagonisti, perché siamo 3-0-4 dal termine, ancora 0-0. dopo l'occasione dei 2 senatori è stata la prima vampata dopo 5 minuti. Sì. Attenzione qui, Mattia Ghirardello si gira, tenta sul suo palo di sorprendere Hernandez, ci vuole altro. Qui c'è Franchi, cerca di entrare in area, lo contrasta Mattia Ghirardello ai limiti del regolamento, ma con correttezza, almeno secondo il giudizio dei direttori di gara. La conclusione di Franchi rimpallata, qui c'è una palla vagante, ci arriva per primo il numero 6 locali, Mattia Ghirardello cerca un compagno, lo trova in Pietro Battaglin, che va a tessere la manovra dei giocatori di Enrico Gonzo. Dalla Valle per Ghirardello, a girare a metà campo Breganze, ancora dalla Valle Gallifa. Breganze che a parte Bangert ha schierato tutti i giocatori di movimento. La conclusione di Battaglin, bravo Hernandez a dirgli di no. Ballestero dall'altra parte, qui c'è Busani e va a colpire Busani a 2-0-3 dal termine. Eravamo stati profeti, avevamo sottolineato le qualità di questo ragazzo che porta in vantaggio Scandiano quando mancano 2 minuti e 0-3. Caro, sì. Qui vediamo il replay, un contropiede 3 contro 2 fatto bene, Breganze si è un po' stretto e Busani ha avuto una piccola autostrada sulla destra, ha avuto anche grande coraggio con lo gancio, sì. è riuscito a far sedere Zanfi, ha messo sotto il 7, bellissimo gol. Sì, bellissimo. Sembra un gol da trentenne, non da 17enne. Sì, freddezza, qualità, tecnica. E quindi 1-0 la sblocca. La sblocca Scandiano. È una brutta notizia per Breganze, che comunque ha più di un tempo per recuperare e non deve disunirsi. Da qualche minuto Scandiano stava proponendo azioni con più continuità e Breganze non riusciva ad essere pericoloso ed è stato pulito. Ancora Franchi, Ballestero, la conclusione. Attenzione qui, bravo Zanfi a negare la gioia del gol a Franchi. È stato servito un piatto d'oro. Breganze sta concedendo troppo, perché questa era una seconda palla sulla parata di Zanfi. Ancora una volta sono arrivati per primi gli avversari e questo è un errore che non si deve commettere. Breganze deve stare attento a non prendere il secondo gol prima della pausa. Attenzione, qui c'è Gallifa che va a ripartire e qui c'è una ottima iniziativa con Pietro Battaglin che non trova la porta. Era un bel contropiede questo orchestrato dalla formazione locale. Peccato. Siamo dall'altra parte con Franchi. Busani, l'autore del gol, che a 2-0-3 ha sbloccato la faccenda. Il suo quinto gol in stagione per un 2003 è tanto, perché insomma sì. Prima di lui c'è solo Manuel Mir del Valdagno, anche lui classe 2003, anche lui una ex palla Breganze. vagante e Breganze che può ripartire con Dalla Valle. Sembra una grande annata quella del 2003. Sì. Sono tanti 2003 in questo campionato. C'è anche Borgo. È stata un'annata prolifica per l'hockey pista nazionale. Vedremo magari se anche la nazionale con questi 2003 riuscirà a fare qualche buon risultato, sempre se e quando si ricomincerà a giocare. 14 secondi intanto al termine della prima frazione di gioco. Riconquista una palla interessante dalla Valle, va a cercare da Gallifa e si chiudono le maglie della difesa ospite e allora possesso per Scandiano, che verosimilmente andrà a concludere la prima frazione del gioco in vantaggio. Così è 1-0 quindi al termine della prima frazione di gioco per questo posticipo della 24esima di Serie 1 regular season. Ora il menù cosa prevede, Stefano? Il menù prevede di vedere i gol, tanto del primo gol, il gol di Busani a 2 minuti dalla fine. Abbiamo visto un contropiede, l'ennesimo contropiede si può dire, perché l'ha provato almeno 5 volte lo Scandiano a cercare questo contropiede, non ci riusciva, o trovava il difensore o trovava Zanfi, ottimo Zanfi nel primo tempo,
Il Breganza è iniziato bene, poi si è spenta Sì, nella seconda parte. sicuramente. Ha avuto quei due lampi dei senatori e poi con Agostini che ha avuto Battaglini che ha avuto una grande occasione in velocità. E niente, ovviamente deve cambiare il ritmo Breganza. Un po' poco, sì, un po' poco. Mi aspettavo qualcosa di più anche dal punto di vista delle motivazioni, perché, ripeto, questa è probabilmente l'ultima occasione per raccogliere il risultato pieno per Breganza in questa regular season, ed è un po' mancata in questo senso la formazione di Enrico Gonzo. Vediamo se nel secondo tempo, magari anche in virtù dei cambi che l'allenatore rossonero ha proposto, il ritmo della squadra di casa si alzerà e riuscirà a trovare il giusto pertugio per andare a mettere in difficoltà il portiere Hernandez, che sin qui si è ben disimpegnato, come il collega Marco Zanfi del resto. Sì, andiamo con la classifica di Serie 1, vediamo ai nostri telespettatori di MS Sport e MS Channel un'idea di come sta andando il campionato italiano. C'è il Forte dei Marmi e Lodi che sono appaiati a 54 punti, segue il Turissino a 52, mancano 2 giornate come dicevo all'inizio, mancano solo 100 minuti, può ancora cambiare qualcosa davanti, soprattutto se Lodi o Forte dei Marmi ciccheranno una delle gare. Il Turissino è lì in agguato, anche perché il Turissino incontrerà il Montebello fuori casa, in casa il Follonica, non certo un bellissimo quadro, però insomma il Forte doveva a giocare col Sandrigo in casa, anche lei nella zona dei play-out, e dopo giocherà contro il Correggio in casa del Correggio, mentre Lodi avrà il Bassano fuori casa che ha bisogno di assolutamente di punti, poi Scandiano la prossima gara sabato. Poi come vedete c'è una zona centrale che insomma si gioca i play-off, diciamo che le prime 6 sono praticamente già decise, diciamo l'ultima solo da decidere o Valdagno, Bassano o Montebello, ma le prime 6 sono già qualificate per i quarti. Poi ci sono i playoff preliminari che riguardano dalla 7ª alla 10ª posizione, cioè in questo caso, in questa una bella bagarli, Bassano, Montebello, Sandrigo, Correggio, anche se il Monza è avanti in classifica perché ha la migliore differenza negli scontri diretti, perché ha vinto lo scontro diretto, quindi Monza è avanti, quindi era l'ultima qualificata dei playoff. Poi sono i playout, vediamo Scandiano e Breganze a 5 e 1 punti rispettivamente. Lo Scandiano con questa vittoria andrebbe a 8, non cambierebbe molto perché comunque dei playout avranno tutti metà dei punti, quindi i 24 del Grosseto arriveranno 12 e gli ipotetici 8 del Scandiano 4, e quindi Breganze ripartirebbe dall'1. E quindi, sì, perché viene dato il punto in eccesso, no? Anche esatto. Non è lasciato 0. E quindi per Breganze sarebbe veramente un'impresa arduosa raggiungere solo i 12 punti dello Grosseto, quindi certo. purtroppo questa partita dà un bivio a entrambe le squadre. Poi abbiamo anche la Serie 2, perché insomma oltre alla Serie 1 si gioca anche la Serie 2 con la classifica del Girone A, in cui si vede il Lengas Vercelli in testa alla classifica solitaria, già qualificato per le semifinali promozione. Servirà solo una partita al Vercelli a maggio per essere in Serie 1, per quando la Final Four, i 2 vincenti della Final Four andranno in finale, quindi saranno promosse. E il Rolle Bassano, poi insomma questa serie di squadre che tu conosci molto bene, conosci tutti come allenatori, come giocatori, tutti i giocatori validi che stanno giocando una promozione, ogni anno ci vanno vicini, chissà che sarà o no. Sì. Questa è l'occasione per Rolle Bassano, Montecchio e Precalcino, che sembrano quelle più... Montecchio e Precalcino ha fatto 2 playoff finali per andare in A1, magari... Ecco, non so se c'ha voglia perché poi c'è anche la voglia, il discorso economico, anche Tiene è esperta ai playoff promozione, è stata premiata più di qualche volta in passato. Mi viene in mente il Ripera del Sandrigo nel 2016. Sì, esatto. Che l'ultima vicentina, mi sembra. Sì. E poi ovviamente ci sono anche brutte notizie, in quanto il Novara è retrocesso in Serie B, è già matematico. Il Seregno è lì, ha solo 3 punti da Serie. Il Novara ha vinto nell'ultima contro il Trissino e quindi ha avuto altri 3 punti nella sua campionato. Pordenone e Montebello si giocheranno fino all'ultimo minuto la retrocessione, perché in quanto le ultime 3 andranno in Serie B. Capisco. Mentre andiamo nel girone B, dove il Viareggio anche qui è qualificato per la Final Four, quindi già in semifinale la squadra di Massimo Mariotti e l'ex CT della nazionale italiana. A seguire c'è un incredibile Forte dei Marmi insomma, tu lo conosci bene, Alessandro Martini, che certo, insomma ha fatto tanti anni all'SH Viareggio e adesso ha avuto questa opportunità di fare la 2 con il Forte dei Marmi. Sta facendo, a mio parere, uno dei migliori campionati certo, di tutti i 2 gironi, come gioventù, anche come
espressione di gioco, secondo me è una delle squadre che gioca meglio, insieme a Viareggio e Vercelli, comunque hanno dei roster nettamente più esperti, Sì. ovviamente. Samuele Muglia che gioca con Viareggio. Esatto, che È assolutamente un lusso mi per sembra la che ha fatto 52 gol fino Sì. adesso, quindi insomma solo lui è da menzionare. Dopo c'è il Sarzana e ovviamente da ricordare le due Materane che sono lì a giocarsi i playoff. Qui ricordiamo, la prima va come nell'altro girone, Sì. la prima va direttamente ai semifinali, le altre hanno due sconti diretti tra di loro e poi con l'altro girone per definire le altre due della Final Four. Ho capito. E poi qua a Viareggio ci saluta la Serie B, l'SH Viareggio di Mister Cupisti, Certo. che saluta, ovviamente è una squadra giovanissima, 15 Certo. anni, 16 anni, dalla prima esperienza, quindi lo salutiamo e speriamo di vederli nella prossima stagione. E mentre c'è Giovinazzo, sono tutte squadre che una volta solcavano i campionati, i parquet di Serie 1, Giovinazzo, Prato, ed ora sono qui a giocarsi una permanenza in A2 che è certa, perché insomma solo una in questo girone va in Serie B. Retrocederò. Poi dobbiamo parlare anche della femminile, caro Fausto Certo. Pozzan, perché tu lo conosci molto bene il movimento femminile, come già ricordato. Vagamente. Vagamente, ma insomma hai fatto i tuoi anni anche come No, allenatore. stavo mi sembra. scherzando, non lo conosco vagamente, lo conosco benissimo. Infatti, il Matera e il Modena sono in testa a 13 punti, il Valdagno a 11, la Grate a 9, lo Scandiano a 3, Vercelli a 0. La grande novità, come abbiamo ricordato, come avete sentito la mia voce a scorrere le squadre, c'è tutta l'Italia rappresentata. Ci sono stati anni che c'erano solo 3 squadre femminili. Sì, esattamente. Quindi sicuramente è un movimento che deve crescere, e questo lo sappiamo tutti. Può crescere in due modi, facendo diffusione e facendo risultati. I risultati sono arrivati, no? Negli ultimi anni soprattutto. In nazionale sicuramente. Se Col cominciamo a guardare quello bronzo che è all'europeo e Esatto. il quarto posto ai mondiali. Sì. Quindi I ottimo, bronzi agli europei, perché Sì, è dal bronzi, 2013 che l'Italia prende i bronzi agli europei. Comunque, sì, ci vuole un progetto, ci vuole fiducia, ci vuole convinzione nel fatto che le ragazze possono giocare. Quelle che hai visto giocare tu lo dimostrano di gran lunga, no? Sì, e senza dubbio la nota, oltre che aver finalmente 6 squadre, che è il minimo indispensabile a mio parere per fare un Sì. campionato, però è vedere tante giovani in pista, seppure Sì, sì. anche le prime armi, ma è proprio l'entusiasmo, la voglia di... Sono anche le squadre tipo, voglio menzionare il Protino Vercelli, il Pro Vercelli Trino, scusate, che è una squadra giovanissima, ha delle giocatrici molto esperte. Qui abbiamo anche il Cornedo, che è una squadra Sì, esatto. di ragazze che fa il campionato. Esatto, 15, esatto. mi sembra. Sì, E sono sicuramente è importante che ci siano queste ragazze. Esatto. Poi parliamo, infine, visto che stanno riscaldando i giocatori, parliamo anche della Serie B, una veloce escursus sulla Serie B. Le finaliste della Coppa Italia sono Vercelli e Pesaro, mentre in campionato stanno definendosi le due Final Four che andranno poi alla promozione delle Quante due squadre. vanno? Due? Due, una per il centro-sud e una per il centro-nord. Ok. Sul centro-sud c'è già il Grosseto, RRD, c'è il Prato, ci sarà lo spareggio tra Viareggio e Alice Grosseto e poi lo spareggio tra parentesi tra Salerno e Giovinazzo. E questa sarà la prima Final Four che sarà giocata a metà maggio. La seconda sarà tra Agrate, che è una delle due squadre qualificate o semi-qualificate nel girone piemontese e lombardo, Sì. e una tra Lodi 2, Amatori Lodi 2, oppure le due vercellesi, Amatori Vercelli e Occhio Vercelli. Capito. Mentre una arriverà dal gironcino del Veneto, in cui c'è il Berganza, Città della Speranza, il Trissino e il Valdagno, che è l'unico girone in cui è veramente ancora indeciso. Esatto. La tua squadra, perché tu sei anche allenatore della Serie B, Sì. gioca nel girone, nell'altro girone vicentino con il Breganze, l'altro Breganze, che però ha già visto una vincitrice, quasi vincitrice, il Tiene, manca solo la matematica. Sì, è una squadra dell'Under 19 con qualche rinforzo, ed è una squadra che sicuramente sa il fatto suo e lo sta dimostrando. E dovrà giocare uno spareggio contro il Minimoto Correggio, che ha vinto il girone emiliano, e da questi usciranno queste 4 squadre che poi giocheranno la Final Four a metà maggio, e l'unica vincitrice andrà in Serie 2 nel proprio girone. Questo è l'escursus. Ultima, prima di partire, perché abbiamo tutta l'attività italiana. Sabato si giocano le semifinali di Coppa Italia della Serie 2. A Viareggio si gioca Viareggio di Massimo Aliotti contro l'Arre Bassano di Ivano Zanfi
auguri ad entrambe. E dall'altra parte il Vercelli contro il Forte dei Marmi, l'altra partita delle ore 19. Qui il Vercelli di Paolo Rinaldi e il Forte, come detto, di Alessandro Martini. Sono due semifinali a sconto diretto in dimensione diretta. Chi vince va in finale a giocare il 24-25 aprile nella Final Four di Coppa Italia di Forte dei Marmi. Forte dei Marmi, quindi manca l'ultimo. Nella femminile c'è il Matera e il Valdagno, nella B, come detto, Vercelli e Pesaro, manca solo la 2. Vedremo se Viareggio e Vercelli riusciranno a confermare la superiorità che fin qui che hanno manifestato in campionato. Ma è tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Ce l'hai fatta, ottimo excursus. Bravo Stefano, perché ci hai consentito di fare una panoramica completa su quello che è il movimento hockeyistico nazionale alle prese con questa stagione 2020-2021, quella sicura, la stagione del Covid, quando si è però giocato, si è avuto il coraggio di spingere, di fare le partite e affrontare le emergenze. E cosa che non è successo, scusa, in Spagna e in Portogallo, esatto, che iniziano proprio adesso. E chi ha insistito per farlo alla fine ha avuto ragione. Si riparte con il secondo tempo, i quintetti che hanno iniziato il match sono queste le scelte degli allenatori. E allora possesso per Breganze con Stefano Dal Santo, la finta di tiro di Stefano Dal Santo, Ghirardello, la palla vagante e filtrante che lui ha cercato di imitare gli avversari. E qui c'è Andrea Dalla Valle che riconquista la sfera, un pasticcio della formazione ospite, ma se ha bisogno di una scintilla a Breganze, perché lì hanno un po' pasticciato i giocatori ospiti. Comunque possesso per Hernandez il 91, Hernandez, Ballestero, ancora Hernandez, fa girare palla alla formazione ospite dall'alto del vantaggio acquisito grazie a Busani. Tenta l'accompagnata Ballestero, fa buona guardia Stefano Dal Santo, riparte Breganze con Andrea Dalla Valle, Ghirardello per Gallifa. Breganze cerca la manovra ragionata, mi fa bene perché c'è tempo. L'importante è non commettere quelle disattenzioni che sono costate caro alla formazione di Enrico Gonzo nel primo tempo. Gallifa, Dalla Valle, dietro porta Dalla Valle, ha pensato per un attimo di cercare Stefano Dal Santo. C'è ora la conclusione di Mattia Ghirardello che trova un grandissimo gol. 23-33 al termine del match, Breganze la impatta, una conclusione da lontano che sorprende Lucas Hernandez. Breganze che ha imitato quindi Scandiano nelle tentare le conclusioni da lontano, ma veramente un gran gesto tecnico questo di Mattia Ghirardello. Entrambi bei gol, possiamo dire, Stefano. Sì, da 20 metri questo tiro, anche oltre, perché era oltre la metà campo. Sì. Non l'ha visto purtroppo per Hernandez. No, ma non è solo lui, ma un po' tutti i portieri anche a livello internazionale. È difficile vedere questo bolide pochi centimetri scagliarsi da 20 metri, non è facile. Certe volte riescono a segnare, questo è stato un bel gol. Qui c'è Ballestero qui a cercare Franchi la deviazione, la palla vagante, eccole qui le disattenzioni che non bisogna commettere per Breganze. Quindi per Breganze l'1-1 che rimette tutto a zero, ovviamente però deve essere un altro piglio. E adesso comincia un'altra partita e vediamo se Breganze riesce a mantenere la concentrazione, a non disunirsi perché ha raggiunto la gioia del gol. È importante questo tema psicologico. Gallifa, Dal Santo, l'autore del gol, bello, Mattia Ghirardello, un'ottima conclusione. La girata Dalla Valle che va al tap-in e trova il raddoppio. Breganze ha avuto un ottimo inizio di secondo tempo. Gonzo durante l'intervallo un po' più di... deve aver catechizzato i suoi e secondo me Scandiano è partito un po' piano, ha mollato un po' sull'intensità difensiva e quindi ha pagato. E adesso vediamo se Breganze mantiene questa concentrazione, questa rabbia agonistica, ma anche nel raziocinio, perché abbiamo visto Breganze scambiare da lontano, iniziare l'azione, non forzare, e questo è importante. Sì, questa grande disattenzione alla difesa che Scandiano, perché Dalla Valle ha tirato, è andato sulla cosiddetta seconda palla, no? Per copiare. Esatto, è totale nel primo tempo, però qui Dalla Valle ci ha creduto e lui
Ci è creduto che nel primo tempo. Ancora la palla vagante tentata da José Fernandez. È il tema di questa sera, cercare di sorprendere il portiere con gli avversari e i compagni che fanno velo davanti. È già successo, questo tema l'abbiamo visto riproporre spesso questa sera. Adesso la partita nelle mani del Breganze perché deve Le mani del Breganze è una parola grossa, ma con lo 21-39 Stefano è presto per fare i calcoli, sai. Deve maturare nel gioco, assolutamente nel sì, possesso, e nelle non deve commettere disattenzioni, in questo caso c'è Alex Raffaelli, la conclusione rimpallata, se non altro i giocatori di Enrico Gonzo sono orientati velocemente a protezione del proprio estremo difensore. Qui c'è l'accelerazione di Ballestero ancora. Vedi, queste sono queste le situazioni. Bisogna contrarre gli avversari, non permettere loro di ripartire, non lasciare i loro spazi e magari alzare la percentuale di possesso palla, perché lo puoi fare, sei in vantaggio, dopodiché c'è una vita. Non fanno calcoli. Non è scontato. Attenzione, qui una bella palla filtrata, qui cade in area Stefano Del Santo, Fontana fa cenno di proseguire e quindi c'è Ballestero che cerca l'assist al centro per un compagno. La palla è entrata anche in rete, ma il signor Brambilla ha fermato tutto, ha ravvisato un fallo di pattino commesso dagli avanti della formazione ospite e quindi ha fermato tutto. Non si può nemmeno parlare di rete annullata perché la palla è entrata molto dopo il fischio del direttore di gara. La ripartenza di Breganze con Gallifa, palla a lungo sponda per Andrea Della Valle, l'autore del secondo gol. Anche Andrea Della Valle è un giovane del classe 2000. No, ha rischiato questo passaggio perché c'erano due giocatori. Sicuramente. La conclusione di Gallifa, ancora la palla che blasa, c'è la rete. La conclusione lontano di Gallifa, la deviazione probabilmente di Andrea Della Valle e il gol, vediamo a chi viene assegnato. Al 5. E quindi sì, no, sì, è da Santo 53. 53. Dal Santo? Sì, è da Santo. No, secondo me è Dalla Valle. Comunque va bene. No, ha fatto 5-3. 5-3, ok, pensavo avesse fatto 7-3. No, va bene. Quindi Breganze è davanti 3-1 comunque, questa è la cosa che più conta per la formazione di casa. Scadiano ha avuto un pessimo inizio di secondo tempo, dobbiamo dirlo. Su questo è stato un tiro da lunga rimpallato, sì, esatto. Un paio di deviazioni, sembra che l'abbia toccata anche Stefano Dal Santo e quindi gol segnato da lui. È stato segnato da Santo ufficialmente. Perfetto. Ancora qui una palla vagante, vediamo la decisione del signor Brambilla, fallo di squadra in favore di Breganze. 20-03, riparte Gallifa per i suoi, si libera bene. In area il palo, sfortunato Gallifa a un passo dal quarto punto Breganze, peccato, era un'ottima iniziativa questa del numero 7 giocale, però allora Franchi che vuole rimettere le cose in riga per i suoi, ha detto no. Marco Zanfi, ottima questa parata perché l'iniziativa di Franchi, te la posso assicurare, Stefano è veramente irresistibile. E allora Ballestero che non ci pensa due volte, va a concludere ma si immola, come si dice molto spesso. Stefano Del Santo a contrarre la conclusione al numero 87 ospite. Busani, l'autore del gol, è corso ai ripari. Massimo Barbieri dà fiducia al suo prospetto locale. Ottima l'iniziativa Ballestero, c'è la palla che cade, un fallo di squadra fischiato contro Breganze, situazione falli, 4 pari. Abbiamo visto una bella azione di Gallifa che abbiamo finalmente visto in attacco in questo secondo tempo, dopo un primo tempo un po' in ombra. Sì, a fare un po' di legna dietro. Bella conclusione, anche lì una voragine in casa da Scandiano, ha preso la traversa se non sbaglio. Sì, è stato sfortunato perché la palla stava entrando nella parte inferiore della traversa e molte volte lì va dentro e invece gli ha detto di no. È stato sfortunato, meritava maggior sorte questa iniziativa. Tenta di ripetersi Gallifa, si sta producendo in ottime accelerazioni il numero 7 della formazione locale. Alle viste i cambi, Pietro Agostini a dare il cambio, l'autore del gol del vantaggio di Breganze, Andrea Dalla Valle, e mentre vediamo in possesso l'autore del gol del pari, Mattia Ghiradello, con un tiro irresistibile da oltre la metà campo e la conclusione di Stefano Del Santo rimpallata. Pietro Agostini all'indietro per Paul Gallifa, il blocco di Agostini, Gallifa che va da Stefano Del Santo. Volitiva la prestazione del numero 53 di casa, che è premiato dal punto del 3-1, dalla deviazione sulla conclusione del lontano di Gallifa. La conclusione del Santo, la parata di Hernandez ha tirato al limite di 45 secondi. Rientra ora il numero 53. Busani, Ballestero,
Franchi non pare in grado di accelerare in questa fase del match Scandiano, e questa è una buona notizia per Breganze, ma deve stare attento perché adesso vanno a cercare di liberarsi dietro porta. Ancora Busani che non ci pensa due volte a tentare la conclusione, ma gli hanno detto di no i difensori della squadra di Enrico Gonzo, e allora si produce un allungo. Pietro Agostini va dietro la porta, si rifugia all'indietro da Mattia Ghirardello. È già il secondo Ancora cambio. Mattia Ghirardello, l'accelerazione di Mattia Ghirardello, la conclusione, la parata di Hernandez. Bella l'iniziativa, però c'è una ripartenza. Busani cade, palla in aria ancora Ballestero, e fa Marco Zanfi a dir di no. Hanno guardato l'arbitro perché aveva allungato un po' il pattino il difensore di Breganze. Ha pensato sullo stinco, penso, Sì. non sul pattino. Hanno optato per l'involontarietà, diciamo. Però così. qua Zan ha fatto una gran parata, perché assolutamente. l'avversario aveva proprio Altro cambio uno contro di uno. Barbieri, mette dentro Casali con il numero 8, è uscito Joseph Hernandez, Busani, Casali, Joseph Hernandez, Franchi. Queste le scelte di Massimo Barbieri nella circostanza. A 17 e 18 al termine del match. Casali tenta di servire Joseph Hernandez. Sì, Casali un altro talento dello Scandiano, anni 22. Assolutamente. Dal Santo, dietro porta. È entrato Pietro Battaglino anche per Breganze. È uscito Gallifa. Ha cercato Battaglin Mattia Ghirardello da dietro porta, una giocata che fanno spesso i giocatori di Enrico Gonzo, e non solo. È veramente una finezza, una giocata che viene ricercata spesso, quella di andare dietro la porta e riservire il compagno sul primo palo, su quello da cui si è entrati, diciamo così. Si fanno molti gol così. Se la difesa te lo concede. Assolutamente. Errore di Casali. E riparte Breganze, Mattia Ghirardello è cattivo la conclusione, c'è una ripartenza pericolosissima per Breganze. Bravo Mattia Ghirardello a rimediare all'errore e a rientrare Casali. Ora Marco Zanfi che sbroglia la matassa, come diceva qualcuno. Attenzione, qui è caduto Stefano Del Santo, agganciato dal bastone. Sì, l'errore che non deve fare Breganze è quello che abbiamo visto l'ultimo minuto. Non deve concedere nulla, perché sai, era un lì, 3 contro 1 sì, che poteva lì essere... purtroppo la conclusione di Mattia Ghirardello è stata ciccata, era giusto tentarla. Il problema è che non era rientrato nessuno e quindi c'era un'autostrada per gli avversari, e lo stesso Mattia Ghirardello è andato a rimediare da leader massimo della squadra, perché non lo dimentichiamo, è un classe 92, ha 29 anni Mattia Ghirardello, ed è il giocatore più anziano, fra virgolette, della formazione di casa. Ingaggio a 2, sbroglia tutto per i suoi. Franchi. Sì, ovviamente lo Scandiano deve dare il tutto per Deve accelerare, non è riuscito a farlo finora. Qui tenta una magia Joseph Hernandez, non trova la porta, va indietro da Franchi. Tenta di sorprendere Marco Zanfi. Ancora il signor Brambilla che fa giocare, è caduto Stefano Dal Santo, la conclusione rimpagliata, una fase confuse Dal Santo alla fine. Si è caduto 3 volte Dal Santo, ma non è stato ha lamentato di aver subito qualche fallo, ma i direttori di gara questa sera hanno un metro abbastanza lineare, fischiano pochissimo e quindi i falli di squadra sono 5 per Breganze, 4 per Scandiano. 9 falli di squadra, 14 dal termine, è quasi un record. La conclusione è fuori di poco. E allora ancora Alessandro Franchi per i suoi. All'indietro da Busani. Casali. E lenta la manovra di Scandiano. Breganze adesso riesce a controllare, ma deve stare attento alle conclusioni da lontano, le palle filtranti che nel primo tempo hanno sicuramente messo in difficoltà Marco Zanfi. Buona l'iniziativa di Pietro Agostini, che è quasi entrato in area, ma sono rivenuti su di lui i difensori della squadra ospite. E allora Busani all'indietro per Casali. Hernandez, altro cambio, entra Alex Raffaelli, gli dà il cambio Alessandro Franchi. Casali dietro porta, lo contrasta Pietro Agostini. Busani, ancora Battaglia a contrastarlo, incitato dal proprio allenatore. Casali
Bravo Agostini a contrastare Casali e a rubargli sfera e ripartire, proporre una nuova azione di attacco dei suoi. Volitiva l'iniziativa di Pietro Agostini, bravissimo, e qui lo va a cercare Mattia Ghirardello e concede però una ripartenza. Bravo Pietro Battaglin a contrarre l'iniziativa di Casali, che va ancora a caccia della sfera, ma torna su di lui Mattia Ghirardello. Ottima la prestazione del numero 6 di casa. Esce intanto Stefano Dal Santo ed entra un altro 2003, Nicolas Banger per Braganza. Coraggioso Enrico Gonzo, Ce ne sono che tre a 13 adesso in minuti pista, dal termine mette dentro un altro giovane. Sono 3 in pista per Braganza a Sì. 13 minuti dalla fine, 3-1. Assolutamente. Un 2002 Pietro Battaglini, 2-2003 Sì, no, infatti, Agostini e Banger, un 2001 in porta Marco Zanfi. Questa è la scommessa anche. sì. La scommessa di Gonzo, che ha bisogno di far arrivare i senatori alla fine della gara con una Sì, grande spinta, esatto. per ovviamente arginare poi la risposta dello Scandiano. No, ci prova Sainz al centro per Raffaelli. Ovviamente Fernandez, scusate, è il più ricercato, perché insomma è quello che ha segnato di più fino adesso, ma anche Raffaelli ha doti tecniche per riuscire a entrare dentro la difesa. Ma Scandiano è una squadra, dal punto di vista tecnico, ha dei giocatori sicuramente validi. Attenzione qui, i pattini di Pietro Battaglini a deludere la conclusione da lontano di Casali. Mattia Ghirardello a impossessarsi della sfera per i suoi. Ottimo gesto tecnico Mattia Ghirardello, che trova il guanto di Hernandez a negargli la gioia del secondo gol personale. Ottima l'iniziativa del numero 6 di casa. E allora Baglia dietro porta, ha cercato sul palo opposto Mattia Ghirardello, l'hanno contratto i difensori ospiti, e qui c'è un ottimo intervento difensivo di Pietro Battaglini, notevole veramente, perché ha sventato una minaccia che stava portando Alex Raffaelli. La conclusione di Mattia Ghirardello il match adesso è piacevole, perché le squadre si stanno allungando e ci sono contropiedi da una parte e dall'altra, anche forse qualche errore di troppo, però comunque lo spettacolo non ne risente, anzi, perché vediamo qualche conclusione. Ancora una palla vagante con Marco Zanfi che Sì, forse Braganza aveva un atteggiamento un po' più costruttivo e non così all'arma bianca, in quanto è entrato i 2 gol. Magari sente la possibilità di mettere a segno il quarto gol, che potrebbe essere un'ipoteca importante. Qui c'è un ispiratissimo Paul Gallifa che ha tentato una giocata difficile, gli hanno detto di no i pattini di Hernandez, ma va ancora a prodursi nello sforzo di recuperare sfera il numero 7 del locale. Attenzione qui, fallo di 5 secondi. C'è stato un contrasto, è caduto tutti si un aspettavano intervento dell'arbitro. Purtroppo, per fortuna abbiamo un regolamento che dice che i contrasti vengono puniti in una certa maniera, no Stefano? Sì, c'erano gli estremi qua, forse per una sanzione, non la sanzione magari di 5 secondi, che magari forse è stata antecedente al fallo. Quindi vediamo il gol è che insomma il Braganza ha 3 gol in 3 minuti secchi. È stato veramente ovviamente lo strappo della partita. Ovviamente sono decisivi quei 3 minuti in cui lo Scandiano ha perso la bussola e ha consentito questi 3 gol. Ovviamente 2 tiri da lontano e un tap-in sono ovviamente episodi, ma li ha sfruttati molto bene Braganza. Anche questo è hockey, non è solo ovviamente schemi, ma anche questo è il tap-in, è uno dei... Questo è un gol bellissimo, sì. Questo di Mattia Ghirardello è un gol bellissimo, una conclusione da lontano irresistibile, perché è vero che era da lontano, ma molto precisa e molto potente. Tutto l'incrocio, sì. Difficile questo, in ogni caso, anche se da vicino. Ma forse se la vedi e sei in avanti, sì, non proprio dentro la tua porta come nella circostanza, la puoi parare, altrimenti è dura. Agostini intanto si riparte, ancora Banger in campo, Gallifa e Battaglin. Fallo di squadra, Braganza deve stare attento anche a questo. Sono 6 i falli di squadra commessi dalla formazione di Enrico Gonzo. A 10 minuti e 52 dal termine, manca una vita. Ovviamente lo Scandiano deve dare tutto per tutto adesso per rientrare in partita, perché sono 2 gol, sono pochi e tanti, però insomma quando trovi un Zanfi in grande spolvero sta per essere un elemento fondamentale il portiere bassanese. Eccolo qui ancora. Si produce ancora un'ottima conclusione. Vediamo. Siamo Bambilla, la punizione dal limite a favore di Braganza.
Dopo il timeout conferma la squadra molto giovane Gonzo, anche perché Sì. Galiffa è il più vecchio, ha 23 anni, quindi Assolutamente. è una squadra, insomma, 3 in barriera, Battaglin sulla sfera, Galiffa lì vicino, Bangert a proporre un'altra opzione e infatti è questa la conclusione di Bangert, uno schema che ha prodotto comunque un bel tiro di prima, su cui Hernandez è stato attento. E allora Scandiano. ora sempre più a aggredire il Breganze la manovra. Breganze sta alzando la difesa per non lasciare dipanare. Attenzione qui la conclusione ancora con Hernandez davanti alla porta, lo schema scelto da Barbieri per cercare di rimediare al passivo. Sì, qui l'unica squadra però che è stata premiata dalle conclusioni del notato è stata Breganze. Galiffa intanto. Ottimo il secondo tempo del numero 7 catalano. Questo primo anno a Breganze. Breganze che deve lavorare comunque per portare a casa i primi 3 punti stagionali. Manca troppo per poter. Stanno rifiatando i due senatori. Assolutamente. Anche sono anche under 30. E qui c'è un'ottima iniziativa di Galiffa che cercava Agostini sul secondo palo. Attenzione Busani, la conclusione è fortissima. La conferma di quello che ti dicevo. Questo ragazzo ha un ottimo fondamentale nel tiro in porta e lo ha dimostrato, sia colpendo con il primo gol, ma lì è stato anche bravo nella freddezza e nella tecnica e anche nella circostanza, ma ha trovato Marco Zanfi a rispondere presente, a scambiare Agostini e Bangert. Si cercano in area i giocatori di Enrico Gonzo. Riparte Alex Raffaelli, cerca di infilarsi tra le maglie della difesa rossonera che chiudono tutto. 8:48, iniziativa di Ballestero irresistibile, tenta di sorprendere Marco Zanfi che gli dice di no, ma ancora sulla sfera è arrivato Ballestero a Alex Raffaelli. La conclusione, bravo Marco Zanfi a metterci il corpo, è una conclusione sicuramente potente. Poi Bangert a contrastare Hernandez, Raffaelli all'indietro per Ballestero che non ci pensa 2 volte, recupera sfera però Agostini che cerca un improbabile servizio per Galiffa perché era rientrato Ballestero. Qui tenta il schiaccia Franchi che intanto è rientrato sul terreno di gioco, c'è una fase di continui su e giù. Qui c'è un cattivo controllo di Pietro Agostini che poteva andare a minacciare da vicino. Si è rischiato tanto Breganze perché ha lasciato il ritmo e velocità allo ripartito. Scandiano Sì. e sta per rientrare in partita. È un po' impreciso lo Scandiano in questo secondo tempo ovviamente, però il Breganze sta facendo quello che non deve fare. E trova il gol Scandiano. Trova il gol Scandiano. 17 Ballestero. Sì, questo è un gol, come si dice in gergo, regalato. No, era già da diverso tempo che Sì, Breganze aveva perso un il po'. famoso calo di attenzione di cui si parla spesso. Sì, no, aveva perso un po' le misure tra i giocatori, ha permesso lo sviluppo di un gioco più veloce, ci ha prestato Ballestero con un tiro completamente sporcato. In diagonale, sì, c'è stata una deviazione, però il fatto sta che Breganze aveva concesso troppe ripartenze e troppo spazi alla formazione ospite nella circostanza e quindi è venuto il gol. E allora tutto da rifare o quasi per Breganze. Sì, l'inerzia ovviamente adesso è tutta per gli emiliani che comunque hanno aumentato il ritmo dopo quel l'ultimo time out di Barbieri. Breganze deve manovrare con serrare i ranghi, ripartire, far più attenzione in fase difensiva, cercare un possesso più ragionato e colpire in contropiede però perché le opportunità ci sono. Ovviamente per i telespettatori il 3-2 è tutto molto piacevole sicuramente. La conclusione imprecisa di Dal Santo. Breganze è l'ora che deve riproporre ancora un'azione offensiva, perde sfera però Andrea Della Valle, riparte Raffaelli per i suoi. Troppo spazio per Ballestero. La conclusione, la parata di Zanfi, possibile 3 contro 2. Stefano Del Santo non trova giocate facili e allora si rifugia da poi Galiffa. La ripartenza di Galiffa, le finte di tiro di Galiffa dietro la porta. Dalla Valle, ovviamente c'è anche un la po' conclusione della Valle, c'è Pietro Bataglin, c'è ma un po' c'è di anche paura in casa Breganze perché ovviamente adesso ogni errore può essere fatale per il pareggio degli avversari. Però, mi sembra che si siano comunque riassestati negli ultimi secondi i giocatori di Enrico Gonzo. Raffaelli
La conclusione è rimpallata da Battaglin, è stata un gol un po' casuale, però maggiore attenzione non sarebbe stata gradita nella circostanza. Comunque si riparte. Stefano Del Santo a sfidare Ballesteros, lo supera. Battaglin, l'accelerazione di Battaglin, lo chiude Alessandro Franchi, ancora Battaglin in possesso. È difficile portare via sfera a Pietro Battaglin, sai Stefano? Sì. Ha un ottimo controllo di palla. Sì, ha uno stile completamente non così scontato nel Veneto, come Sì, sì, giocatore no, è bravo. Dovrebbe cercare un po' con più continuità la conclusione. Intanto c'è Gallifa, la palla filtrante, è vicino alla conclusione, ancora dalla Valle, azione insistita, quella del 73 rossonero. Peccato, ma da apprezzare l'iniziativa del 73 di casa. Franchi, quando mancano 5,45 manca una vita, assolutamente. Qui c'è una brutta scelta di Ballesteros che concede un potenziale 3 contro 2 a Breganze. La conclusione, la ribattuta 3 volte, la terza volta bravissimo, è uscita di poco. La conclusione di ancora Hernandez che tiene in piedi lo Scandiano. 2 conclusioni consecutive di Andrea Della Valle, parate molto bene da Hernandez. La terza non ha trovato la porta, il 73 locale meritava il gol nella circostanza. Le finte di tiro di Paul Gallifa. 5-13. Ora ha messo il quintetto base, Gonzo. Assolutamente. Giustamente negli ultimi 5 minuti. Vedremo le scelte. Qui c'è fallo di squadra ed è una cattiva notizia perché è il settimo commesso da Breganze. È una cattiva notizia, sì. Sì, vediamo un altro Scandiano rispetto all'inizio del secondo tempo. Sì, molto sì. più propositivo, È partita veloce. male la formazione ospite, adesso si è sicuramente riorganizzata. Anche Scandiano con il quintetto base. Ballesteros, autore del punto del 2-3. La palla in area, bravo Marco Zanfi a metterci il bastone ad allontanare la minaccia. Attenzione qui, con Franchi dietro porta, lo fronteggia Andrea Della Valle. Ancora Franchi e Ballesteros a giocare. Ballesteros, la conclusione e la rete, il pari di Scandiano. 4-26. Forse il primo mezzo errore di Marco Zanti. Un tiro dalla media distanza, anche da lunga È distanza. rimbalzata sul guambale. Peccato perché Breganze era avanti 3-1. Però ha mancato la copertura perché c'era Sì, il giocatore. dovevano andare sulla conclusione. C'era Sainz completamente libero. Non ci sono davanti andati. Peccato. Poi doppietta di Ballesteros. Sì, peccato per Breganze. Bene per Scandiano. Ancora Franchi in possesso. Scandiano sicuramente galvanizzato dall'essere ritornato in partita sotto di 3-1 dopo un ottimo inizio di secondo tempo di Breganze. 3 minuti e 50 al termine. Si è mangiato un doppio vantaggio Sì. Breganze che potrebbe e rimanere caro. adesso sta diventando dura perché esatto. alla voce falli Breganze è a 8 e probabilmente una formazione esperta come Scandiano cercherà magari di puntare il difensore per trovare magari i falli di squadra che mancano al 10, al bonus. Sarebbe un peccato perché Breganze comunque era andata bene in vantaggio. Attenzione qui, recupera sfera per i suoi Andrea Della Valle, si produce a lungo il 73 locale, lo contrasta Franchi. Commesso fallo, fischiato fallo al portiere ospite che ha toccato la sfera con il bastone che era dietro porta e non si può. 3-42, 3-3 in punteggio. Un match tutto sommato piacevole, Stefano, per due formazioni che sembrano, diciamo, tanti errori abbiamo visto senza ombra di dubbio dalle due parti. Pareggio per adesso sembra giusto, vediamo chi avrà più energia negli ultimi 3 minuti. Si vede un po' di rammario di casa Breganze, mentre dal 3-1 Breganze al 3-3. non deve pensarci, deve riprendere a macinare il gioco. Franchi, Ballesteros, la palla vagante,
la parata di Marco Zanfi. Ghirardello, Agostini ha dato il cambio a Dalla Valle. Per Mattia Ghirardello è finita la pista e quindi possesso per Scandiano. Attenzione a non commettere falli inutili dietro porta. Raffaelli, un bello stile, però commette fallo da 10 secondi e quindi il signor Brambilla che fa segno di giocare con la palla ferma. 2,54. Ma difficile capire chi possa spuntarla alla fine. Certo, il pareggio non serve a nessuno. Vedremo. Non serve assolutamente a nessuno il pareggio. Vedremo, è stata comunque una bella partita secondo me. Sì, qualche errore di troppo, ma abbiamo visto anche delle belle segnature. Agostini per Breganze. Sì, diciamo che hanno due stili diversi Bellissimo. di gioco, Sì. completamente diversi. E Breganze deve ancora trovare il suo ritmo ideale. Sì, sì. Mentre lo Scandiano l'aveva trovato, poi ha avuto quei 3 minuti di blackout alla fine Sì. dell'inizio del secondo tempo e ha un po' perso Dai il quali, bando della matassa, però quello è il però gioco è saputo di Massimo riprendersi Barbieri. e quindi nota di merito per la formazione ospite, che ha dal suo punto di vista meritatamente trovato il pareggio. Attenzione però che non è ancora finita. 2 minuti e 17. Vedremo se Scandiano sceglierà il possesso fino alla fine per difendere il penultimo posto in classifica o se cercherà invece il colpo dei 3 punti per andare a quota 8. Qui c'è una buona iniziativa di Raffaelli e il nono fallo di squadra. No, vediamo. Ci sembra che venga punita la simulazione di Raffaelli. Sì. E anche lì è Reo di essere caduto troppo facilmente. Il contratto c'è stato, ma ha esagerato nella caduta e quindi il signor Brambilla ha punito la simulazione. È sicuramente un tema quella della simulazione quest'anno. È capitato spesso, ci sono state le lamentele. In ogni campionato mi ricordo che sono stati anche degli anni che la simulazione era blu diretto. Sì. Quindi C'è qualcuno che ne approfitta e magari se c'è stata una certa riflessione nelle segrete stanze dei disegnatori arbitrali che hanno richiamato i direttori di gara a punire chi simula o comunque eccede nell'esagerare le conseguenze di un contasto. L'hockey è uno sport di contatto, non è che lo puoi impedire. Questo è un tema, ovviamente è un tema arbitrale. Qui insomma c'erano tutti gli estremi per una simulazione, quindi sesto fallo per Scandiano, mancano 2 minuti e 02. E qui abbiamo visto il gol di Ballestero, è stata sicuramente una difesa poco attenta quella di Breganze, lenta nell'andare a chiudere la conclusione del lontano. C'erano probabilmente le possibilità e ripeto, forse è stata l'unica mezza pecca di Marco Zanfi questa sera. Ottima partita, Sì, ha giocato bene. 1,50. Mattia Ghirardello, la conclusione di Mattia Ghirardello. Il più lesto a impossessarsi della sfera è Alex Raffaelli. E allora siamo con Joseph Fernandez, il quintetto base per finire la partita, quella nelle scelte di Massimo Barbieri. Breganze a 8 falli di squadra, deve stare attento. Scandiano probabilmente sembra forse di volersi accontentare. Qui c'è la conclusione di Raffaelli, riprende sfera Pietro Agostini, riparte Agostini, bravissimo. La conclusione, la parata di Hernandez. Bravo Agostini nella circostanza. Siamo prossimi all'ultimo giro di lancette. Attenzione qui, una conclusione da lontano di Ballestero. Breganze non riesce. E qui c'è la caduta di Breganze non riesce a uscire dalla morsa dello Scandiano, sembra la pressione attenzione qui, vediamo se Galiffa riesce a prodursi la conclusione di Pietro Agostini imprecisa, peccato. Era una buona opportunità. E allora Stefano Del Santo, la conclusione di Del Santo fuori di poco, attenzione, cade in aria, c'è ancora Mattia Ghirardello che va a cercare Pietro Agostini, ma Pietro Agostini era caduto. I direttori di gara non hanno ravvisato irregolarità, ancora una palla vagante. Vediamo se Breganze riuscirà a prodursi nell'ultimo sforzo. 35 secondi al termine. Galiffa a puntare Ballestero, ancora Galiffa. 30 secondi. Va da Pietro Agostini, l'accelerazione di Pietro Agostini, lo va a sfidare Alex Raffaelli che gli porta via sfera. 22 secondi,
E ancora Breganze che avrà un'opportunità a 18 secondi dal termine. L'accelerazione di Galiffa, la conclusione di Galiffa, e qui siamo a 12 secondi con Mattia Ghirardello che recupera la sfera per i suoi. Allora 8 secondi, 3 contro 2, vediamo. Galiffa, la rete di Galiffa a 4 secondi dal termine. Vediamo se Breganze finalmente sfatta questo tabù dei primi 3 punti stagionali. Galiffa a 4 secondi e 60 ha colpito, vediamo. Breganze non deve disunirsi adesso però. Sì, però è stato un grave errore dello Scandiano che si è trovato in inferiorità numerica all'ultimo però soffio. Breganze l'ha voluto questo gol, l'ha trovato, vediamo, finisce qui. Primi 3 punti stagionali di Breganze. Primi 3 punti stagionali di Breganze in virtù delle reti messe a segno da Mattia Ghirardello, Andrea Della Valle, Stefano Dal Santo e poi il Galiffa. Per Scandiano, Busani e doppietta di Ballestero. È stato un golden goal, caro Fausto, decide questa partita. Breganze di golden goal è perito contro lo contro il Correggio, perché ha preso gol a pochi centesimi e qui invece a 4 secondi ha trovato la soddisfazione. Quindi grazie agli amici di MS Channel, MS Sport, grazie alla regia di Marco Silvestri, grazie a Flavio Zattera, operatore di serata. La trasmissione continua con le interviste di Stefano Zamperin. Il sottoscritto però Fausto Pozzan con l'occasione augura a tutti una serena Pasqua. A presto per le interviste di Stefano Zamperin, che tra qualche istante al quale darò la linea. Comunque gli auguri di buona Pasqua erano di dovere e allora teniamo ancora la linea per qualche istante. Il match è stato diretto dalla coppia arbitrale Brambilla Fontana, che ha arbitrato bene secondo la nostra personale opinione. Soprattutto hanno adottato un metro lineare, intervenendo poco e punendo magari anche qualche simulazione. Breganze che è venuto a capo quindi di una partita che si era fatta complicata, perché sotto 1-0 al termine del primo tempo Breganze aveva avuto un ottimo inizio di match nel secondo tempo, è andato avanti 3-1, però poi 3-3 di Scandiano a qualche minuto dal termine. Linea a Stefano Zamperin per le interviste con l'autore della prima rete stagionale, della prima rete di serata, Mattia Ghirardello. A te Stefano e buona serata a tutti. 8 secondi dalla fine vi dà questa benedetta prima vittoria, quali sono le tue emozioni? Sicuramente una vittoria meritata per tutti i ragazzi, per l'impegno che stiamo mettendo. Siamo stati abbastanza sfortunati in alcune occasioni, anche con squadre sicuramente più quotate di noi, e un po' di fortuna ci voleva. Abbiamo perso all'ultimo secondo qui in casa con il Correggio, quindi eravamo sicuramente in sfavore di fortuna. E adesso speriamo, ci diamo un po' di morale. Abbiamo 2 partite molto difficili, però sicuramente ci possiamo provare e sicuramente daremo tutto ai play-out fino a che la matematica non ci dice che non c'è più niente da fare. Eravate in vantaggio 3-1, poi negli ultimi 5 minuti è ritornato sotto lo Scandiano con un ottimo ritmo, avete un po' sofferto. Poi alla fine è successo di tutto, avete dato questo tuo assist, se non sbaglio, al tuo compagno che ha segnato il gol a 1 contro 1, è stata una bella emozione, insomma, però è stata una partita un po' particolare anche per voi, dal 3-1 a 3-3. Sì, sicuramente anche nelle prossime partite dobbiamo aspettarci che sarà sicuramente così. Non potremo mai, per la squadra che abbiamo, per i giovani che abbiamo in campo, vincere con larghezza. È così e ci sta, sicuramente servirà a loro per crescere e ripeto, speriamo si prendano un po' di confidenza e siano convinti che possiamo vincere anche noi qualche partita. Non siamo inferiori a nessuno di quelle con cui andremo a giocare i play-out. E per te è un campionato più che buono, insomma, oggi hai fatto una gran partita di sostanza. Ovviamente la squadra è giovane, te e Dal Santo siete i 2 senatori, che mi chiamate così in sede di telecronaca, però insomma siete all'ultimo posto, però insomma c'è la voglia di crederci fino alla fine. Sì, questo sicuramente, il progetto ce l'avevamo ben chiaro fino all'inizio della stagione, quindi non c'è nessun tipo di problema. Siamo qua per cercare di portare appunto la nostra esperienza ai giovani e farli crescere. Penso che se guardiamo inizio di campionato rispetto ad adesso qualcosa, anzi più di qualcosa sicuramente sono cresciuti, e quindi è una gran soddisfazione questa, e come hai detto tu andiamo fino in fondo. Adesso speriamo che questo ci dia un po' di morale. Grazie.
Grazie a Mattia e buona Pasqua. Ovviamente questa era l'ultima partita prima di Pasqua, quindi diamo gli auguri a tutti i telespettatori di buona Pasqua. Noi come hockey ci ritroviamo mercoledì prossimo praticamente a Follonica, il 7 aprile, per Follonica Salzano, una bellissima partita per i playoff. Per quanto riguarda la griglia dei playoff, per me Stefano Zamperini è tutto, lascio la parola finale al conduttore Fausto Pozzana e a presto su MS Sport e MS Channel. Grazie Stefano, è stata sicuramente una serata importante per i colori rossoneri che hanno trovato la gioia dei primi 3 punti stagionali a 2 giornate dal termine della regular season e quindi Breganze che ripartirà nel prossimo turno, affronterà in trasferta niente meno che la capolista Lodi e poi per concludere la propria regular season con il derby con il Valdagno e poi saranno play-out. Io ringrazio tutti per l'attenzione, tutti quelli che ci hanno seguito dalle telecamere di MS Channel e MS Sport. Ringrazio Flavio Zattero, operatore di serata, e la regia di Marco Silvestri e do appuntamento per le prossime partite dell'Hockey Breganze augurando a tutti una serena Pasqua. Grazie a tutti da Fausto Pozzan.